Buongiorno. This is the first Italian word I have learned during this visit. Thank you for coming. Before I begin with my presentation, I would like to express my sincere congratulations to Studio Bonini for the past 30 successful years during the IP practice. And I'm personally very deeply moved by Mr. Bonini's diligence and hard working for seeking reliable IP solutions in China for better protection. Buongiorno. È un piacere per me essere stata invitata in questa sede e ringrazio l'ingegnere Bonini che ammiro molto per la sua perseveranza nel cercare le migliori soluzioni di tutela dei diritti di proprietà industriale anche in Cina. So during my past 15 years of experiences with protecting European companies' IP rights in China, I've noticed there are frequent concerns from European companies that whether it is worthwhile to come to China and whether we can be fully protected in China. Nella mia esperienza pluriennale di tutela dei diritti delle imprese europee in Cina, spesso gli imprenditori europei che si rivolgevano a me mi chiedevano se valesse la pena sbarcare in Cina perché non sapevano se i loro diritti sarebbero stati tutelati adeguatamente. So together with me, my partner Mr. Zhang Hao will give two respective introductions from trademark and patent about how the situation is in China and how confident you can be to come into China. E quindi, insieme al mio collega, il signor Zhang Hao, abbiamo preparato un quadro della situazione per illustrarvi in che modo i diritti industriali vengono protetti in Cina. So China has only a history of less than around 30 years of IP protection in general, but so far we have all the necessary rules and the laws covering trademark, patent. Sorry, it doesn't work well, but I will try to. Trademark law, patent law, copyright law, unfair competition law, and we have a recent implemented law of tort law, together with all the other international IP treaties like Paris Convention, like PCT. So we have the complete legislation, at least from the legislation level. Negli ultimi 30 anni la Cina ha varato una serie di leggi a tutela dei diritti industriali. Abbiamo ad esempio la legge sui marchi commerciali, la legge sui brevetti, quella sul copyright, la legge sulla concorrenza sleale e in più abbiamo sottoscritto una serie di trattati internazionali sulla tutela di questi diritti, quale la Convenzione di Parigi. So when we are talking about how to protect your trademark in China, we first have to see what we should do to protect as a beginning step to seek this kind of a protection. And in China, the very important thing is you will have no protection if you do not register your trademark in China. It is not like the American practice that you can claim protection based on prior use. You have to file applications to seek registration in order to start the protection step. Vediamo quali sono quindi le condizioni preliminari per ottenere la tutela del proprio marchio commerciale. La Cina, a differenza degli Stati Uniti, non accetta l'ipotesi secondo cui, come avviene appunto negli Stati Uniti, si può pretendere il rispetto dei propri diritti dicendo sono stato il primo a utilizzare questo marchio e quindi ne ho il diritto. Se non viene registrato un marchio non avrete nessuna tutela legale e questa registrazione è necessaria sia per le aziende che si configurano nel settore OEM sia per ottenere le licenze. Yeah, even for companies who are purely manufacturing in China, doing the OEM business, they still need to have their trademark protected in China. It doesn't mean that if you shift all the goods out of China and you need not to look into the market.
And also, if you want to seek licensing with Chinese companies, registration is also a precondition. Quindi, approfondendo quanto detto prima, per quanto riguarda le aziende manifatturiere che fabbricano in Cina, hanno bisogno di registrare prima il loro marchio per tutelarlo una volta che si comincia la produzione. Allo stesso modo per le imprese che decidono di conferire licenza a aziende cinesi per la produzione di prodotti sotto il loro marchio. Yeah, so how to register trademark in China? We have national filing, and also we can use the international registration procedure extending protection to China. And to be even more clearer, we adopt a very straightforward rule of first to file. Who file first, who register first. It doesn't really matter too much who used the mark first. And also, without the application, there will be no use requirement for the trademark applicant. This is a clear indication that whenever you have a trademark that you might use in China, you have it do it fast, not let others do that before you. Come registrare un marchio commerciale in Cina? Abbiamo una procedura nazionale per la presentazione della domanda di registrazione, una procedura internazionale mediante la quale si può chiedere di estendere la tutela del marchio commerciale anche alla Cina. In Cina vige anche la regola di chi primo arriva, e quindi la prima azienda a registrare un marchio commerciale è quella che avrà il diritto ad utilizzare quel marchio commerciale, in quanto in Cina non vi è la necessità di utilizzare nel territorio un marchio commerciale per poterlo registrare. Quindi il consiglio che diamo è: se avete un marchio commerciale, anche se non siete ancora sbarcati in Cina, provvedete a registrarlo quanto prima, perché se qualcun altro lo registra in Cina prima di voi avrete perso il diritto. So how quick we can have your trademark registered in China? Let's see. For national filing, subject to the improvement of trademark office in China, now we only need one year or 1.5 years to complete a trademark registration. I suppose it's even faster than what we have here in Italy. And also, by the end of next year, this time period can even be shorter to 9 months. That's the goal of the trademark office. And of course, if you choose the international filing designating China, it will be a little more than 12 months. So it should be like an international standard examination basis. I tempi necessari per registrare un marchio commerciale in Cina vanno dai 12-18 mesi per la richiesta nazionale di registrazione di un marchio commerciale, che si prevede saranno ridotti a 9 mesi entro la fine del prossimo anno. Se invece presentate domanda internazionale che estenda la copertura anche alla Cina, la procedura richiede più di 12 mesi secondo gli standard internazionali. And what trademarks we can register in China? Of course, like most of the other countries, we register word marks and logo marks and also three-dimensional trademarks. And another unique question about China is, do you need a Chinese trademark to be adopted to the Chinese market? And the answer is absolutely yes, because not so many Chinese people can speak English like me, let alone when we are talking about Italian language. So with a local Chinese trademark, it will be easier for local consumers to recognize your trademark, to memorize your trademark, and to have it obtain certain reputation in China. Also, there will be additional protection for a Chinese trademark, because if you only have a Latin mark, it is not sufficient to prevent others from using a Chinese trademark with similar pronunciation. Cosa può essere registrato sotto forma di marchio commerciale? Marchi in lettere, marchi sotto forma di logo o anche marchi tridimensionali.
A volte mi viene chiesto se sia necessario registrare il marchio anche con il corrispondente ideogramma cinese. La risposta è assolutamente sì. Innanzitutto perché consente un accesso più facile al mercato cinese. Considerate che in Cina non tutti i consumatori sono familiari con i caratteri latini. In secondo luogo, non tutti i consumatori hanno già conoscenza dei marchi famosi in Europa, quindi presentarlo anche con un carattere prontamente leggibile per loro rende il tutto più facile. Il secondo motivo è che registrare un marchio anche con l'ideogramma cinese vi tutela ulteriormente, in quanto impedisce che a società cinesi possano registrare un marchio commerciale cinese con ideogramma cinese che suona in maniera simile alla pronuncia del vostro marchio in lingua europea. So here are some vivid examples of some big brands which have been adopted to Chinese language, and the pronunciation are no longer that similar to the original one, but it can convey a very good meaning. Like the first one, BMW, and in Chinese it's 宝马, means precious horse. And the second one, Benz, it sounds like 奔驰, a little similar, but still different. But it can convey a meaning like running fast. And the second one with your local brand, it can convey like 古奇 and have a meaning of ancient legacy. Per fare degli esempi, ma vi risparmio, l'interprete non sa il cinese, quindi non posso rileggervi gli ideogrammi. La BMW, avrete sentito la pronuncia, è molto simile, anche se non identica, a BMW in cinese, e il significato è cavallo prezioso. Benz nell'ideogramma, che assomiglia come pronuncia molto simile, il significato è correre velocemente, e Gucci invece in ideogramma leggenda antica. So how about licensing? Because if you register a trademark and if you do not use it, it cannot create value for you. It only adds cost to you. But the answer when you are thinking about Chinese market is definitely yes, because you can get profits very easily from Chinese market by licensing your trademark or even later by patents, and because there are many Chinese companies, manufacturers interested in obtaining this kind of license to have an easy access of marketing. And also by using the mark by your local people, by the local business partner, your mark won't be easily canceled because of non-use. And this will help you also with someone build up your reputation in the Chinese market, and to have the local person to take litigation cases, to initiate lawsuits instead of you yourself. So this could be very convenient. Vale la pena di concedere delle licenze sul mercato cinese? La risposta è assolutamente sì. Per vari motivi. Innanzitutto vi permette di guadagnare ulteriormente, ottenere un maggiore profitto dal vostro marchio commerciale, in quanto in Cina sono numerose le aziende interessate ad ottenere delle licenze per la produzione di prodotti di marca. Altro motivo è evitare che la registrazione del vostro marchio commerciale, qualora il marchio commerciale non venga utilizzato sul mercato cinese, dopo un certo periodo di tempo venga cancellato, quindi cancellazione per mancato utilizzo. Poi vi permetterebbe di aumentare la vostra reputazione in Cina, in quanto il prodotto avrebbe una maggiore diffusione. E infine sarebbero le persone locali a favorire la tutela del marchio, coloro che producono beni sotto licenza concessa dal vostro marchio commerciale sarebbero i primi ad essere interessati ad avviare delle azioni legali qualora qualcuno violasse, invece di dover essere voi imprenditori costretti ad andare ogni volta a tutelare il vostro marchio.